Sì. Sì, anche a me sembrava spaventato. Gli avevi fatto paura a te. Eh? C'era anche un bel panorama, ma non però tanto. Che bello, che panorami meravigliosi. Sembra un quadro. Eh? Vabbè. Bello, no? Non dimmi che sei già stanca perché non ci credo. Visto, visto. Anche dietro. C'è il numero? Sì, sì. Dove l'hai visto? Da in cima. Ah, Non ti fidi, eh? Ti senti morso dalle vipere, Barbara? sì. E dai. Dai che ce la puoi fare, Barbara? Mi piace non ci siano ficche. Le mucche? Ti Sì. piacciono le mucche? No. Perché? Vedi che sono donne di poca fede, Barbara. Guarda, 1 ora e 05. 1 ora e 05 da qua. Pochissimo. Siamo appena arrivati. Sì, dopo un'ora che camminiamo sulla strada. Ma non è vero. Ma noi dobbiamo andare Monte Bronzone. Sì, Gombo alto, grombo basso. esatto. Che bello. C'è da dire che i roccoli di caccia sono veramente, cioè, esteticamente molto belli, no? Chi? I roccoli di caccia sono esteticamente molto belli. Ma guarda, mi dite, di che te l'avevo ucciso? Sono belli, dai. Un po' di aria fresca. Occhio. Vabbè, non è gran difficile, però sai. E vabbè. Però là. Troppo facile, hai superato come niente. Tutte le rocce. O no? Sì. Ma c'è il sentiero? C'è il sentiero lì, oh. Oddio. Sì. Questo? Sì. Ah sì, vedi che hanno messo gli alberi per Proteggere. C'è il burrone qua, va. Sto scherzando. Dove? No, non c'è, sto scherzando. Ecco il Monte Bronzone.
Là in cima, guarda, va via. Là. È lontanissimo. Ma no, è 2 passi. Detto fa più o meno. Un mese e mezzo fa. Montisola. Ecco là è il rifugio. Non so se è aperto, può essere che sia aperto. Se è aperto, quando torniamo giù magari beviamo il caffè, va bene? Sì. Ti va bene o ti va bene anche quello? Che bella Montisola, pensa come siamo più in alto qua. Andrei un 2 giorni di vacanza io a Montisola. Dici? Può essere. Magari non è ancora stagione. O magari è fallito perché vedo fuori tutto abbandonato. Forse facevano, mi sa. Vai, su. Sono il tuo motivatore, Barbara. Stavo grontando di sudore. Dai che quando arrivi su suoni la campana. Sei contenta? Sì, Forse. che soddisfazione. Basta. Gli ultimi sforzi della Barbara. Su. Dai che non è tanto... Non. Fa caldo ma non è tanto difficile. Anzi, è facile. Anche questa l'avrei quasi conquistata. Su. Devi fare 2 passi che vedi dove siamo. E la gioia per il quasi raggiungimento della vetta, vabbè. Sì. Dai, vabbè, che ce la facciamo. Sapevo che in tedesco, ma non me l'ho fatto più. Vabbè. Esiste anche tedesco? Certo che esiste anche in tedesco. Ah sì? Pensa te. Ma non me la ricordo. Bel panorama. Vai Babi, ultimo sforzo. Guarda, tocchi le nuvole con un dito, guarda. Cagnetto. Piccolissima Barbara. Vai, vai. Tanto esultiamo. Bello. Buona, arrivati in cima. Non riesco a fare tantissimo. Impegnati un po', dai che ce la fai. Vabbè, me ne risulta adesso sono io. Pesante. Ma che bel panorama. Siamo saltati sul muretto. Adesso sono io. Non faccio ombra. Sì, metterci. Sì che ci vogliono 2 mani. Aspetta. Che ci hai messo?
Cosa? Troppi insetti. Esagera. C'è un po' di foschia però, peccato. Se mi volevano ragione, ci va dei gatti. Di urso. Di monti. 25 Aqui. Já. Pumba. Va. Lì. Panorama, Barbara, goditi un po' il panorama. Vedi anche il lago, più bello di così? Ma cosa per insetti? Ma no. Allora, signorina, cosa ne pensa di questa salita? Facile. Salita, diciamo, l'ultimo pezzettino ho avuto un po' di difficoltà, ma solo perché oggi è veramente una giornata molto calda. Il resto della passeggiata è stata molto piacevole e veloce. E facile anche. Sì. No, mi dice che è difficile anche sta giro qua. Non lo so io. Ma vabbè che se ne va dal Monte Bronzone. Saluta Monte Bronzone, vabbè. Ciao. Allora in cima. Buon viaggio e arrivederci. C'è che è scritto lì, guarda.